persone poi. Eccoci qua, siamo ritornati, noi intanto stavamo discutendo a tutto campo, però lo spunto ce l'ha dato il segretario. Giustamente lei stava dicendo che c'è un problema poi correlato, il fatto che non trovo appartamenti in affitto a canoni decenti, sostenibili per la famiglia, parlavamo degli studenti perché aveva parlato Blocca Matteo. la società e blocca la possibilità delle famiglie, diciamo, dei talenti che ci sono anche nelle famiglie meno ambienti di potersi affermare nella società. Questa ha un'implicazione anche sul mercato del lavoro. Teniamo conto che portare un figlio fino all'università significa per una famiglia investire intorno ai 150.000 euro, l'arco di tutto quanto degli studi. Quando vanno via significa che quella regione si è impoverita per il numero di persone che vanno fuori, e questo è un fenomeno che riguarda anche il Veneto. Ma per ritornare al mercato dei fitti, il problema qual è? Manca una regolazione sui fitti brevi. Esatto. Siccome si parla di autonomia differenziata, guardate, ma non vi sembra un assurdo che l'unica cosa che le regioni non hanno chiesto in termini di autonomia è il governo del territorio e delle politiche abitative, che invece sono centralizzate? A livello cioè mi pare una follia totale. Il governo del territorio e delle politiche urbane oggi non è nella disponibilità delle regioni e dei comuni, è in mano allo Stato. Aspetta che devo dire qualcosa all'assessore a questo proposito. Sì, no, il tema ai livelli poi nazionali, ma io direi anche europei, è un tema che apre tantissime altre possibilità. Questo che viene detto della possibilità di decidere sul proprio territorio è qualcosa che come comuni stiamo chiedendo. Eravamo in 40 comuni davanti a Montecitorio il 12 di dicembre a chiedere di essere ascoltati su 5 punti, uno dei quali è la possibilità per noi di decidere quanti e quali affitti brevi avere sul nostro territorio, perché è chiaro che se io ho un appartamento di proprietà e in una settimana posso prendere quello che normalmente prenderei in un mese affittandolo a residenti, se per me quello è un reddito, quella è la strada che scelgo, e questa è una tragedia. Quindi non poter decidere sugli affitti brevi da parte di chi governa il territorio è una tragedia. Dall'altra parte ma Firenze non ha deciso allora, Firenze ha deciso, ma poi c'è stato il TAR. Venezia è l'unica città che ha una legge speciale, che peraltro non applica, e oggi abbiamo la regione, e vediamo che è un tema regionale, la regione Toscana, che ha fatto una nuova legge con la quale dà ai comuni la possibilità di decidere quanti e quali e per quanto tempo affitti turistici definire nel proprio territorio. E questo è quello che noi chiediamo al governo come legge statale da 1 anno e mezzo come Però comuni. non si va a privare il cittadino della libera disponibilità della proprietà privata, di come economicamente la vuol far rendere di più. Sì, ma noi vediamo dove stiamo andando con questa cosa. Allora, noi regoliamo tutto nel nostro quindi regoliamo i negozi, il numero di farmacie, regoliamo qualsiasi altra cosa. Adesso andiamo a toccare anche gli appartamenti. Perché questa cosa non la possiamo regolare? Perché almeno la casa lasciamola libera. No, ma la casa libera ci porta a quello che sta avvenendo a Venezia, dove ormai Venezia è un parco giochi per i turisti, gli abitanti, i residenti vivono a Mestre o nella cintura urbana e vanno lì soltanto per fare il servizio ai turisti o il resto di possibilità lavorative che ci sono, svuotando una città. Lo vediamo anche dalle tipologie di negozi, cosa che sta avvenendo un po' in tutti i nostri comuni, perché io mi confronto giornalmente con i miei colleghi di tutta Italia, facendo sì che le città si svuotino anche di quegli esercizi commerciali che sono utili alla vita quotidiana delle persone, e quindi le persone che risiedono stanno fuori per salvaguardare un mercato che sta facendo delle nostre città delle non città. È vero, però, e io proprio li ho conosciuti tra l'altro a Venezia, c'è stato il periodo dell'acqua alta, no? Sì. Grande, se non mi ricordo, acqua grande. Subito dopo c'è stato il Covid, sì. Quindi Venezia ha avuto un periodo abbastanza lungo di depauperamento turistico. E ricordo che parlai con dei pensionati, in occasione tra l'altro di un convegno che avevate tenuto voi subito dopo il Covid, con diversi pensionati, che lamentavano il fatto che gli appartamentini che davano agli studenti, davano in affitto breve, insomma,
non avevano più nessuno e non vivevano con le pensioni e dicevano vivere a Venezia col disagio che c'è eccetera non è possibile, costa troppo come città, se non hai neanche l'affitto turistico meglio andarsene via e molti lasciavano, e tra l'altro conosco delle persone che, anziane che lasciano Venezia perché è troppo cara se non hai un reddito. Ma è troppo cara perché siamo arrivati fino qua. E la Venezia è cara comunque da secoli. E c'è anche da dire che oggi, attenzione, che stiamo assistendo a un altro fenomeno, perché la deriva non è più che siano nuclei che hanno un appartamento ereditato e lo utilizzano come arrotondamento, come dice lei. Oggi sempre di più ci sono dei fondi o addirittura gli alberghi che acquistano intere palazzine, le rimettono a posto e le utilizzano, credo che tutti abbiamo fatto esperienze simili, le utilizzano come affitto turistico. Quindi si sta sottraendo alla città tutto quel patrimonio abitativo che è utile ai residenti per renderlo turistico. Sarà possibile regolarla questa cosa o dobbiamo aspettare di diventare tutti come Venezia? Qui però... No, c'è un altro problema che è di questa natura. Allora, questa qui si chiama rendita immobiliare, no? No, allora, c'è un pezzo che è, come si chiama, integrazione al reddito della famiglia. C'è un altro che è un'attività speculativa, che tra l'altro... Che è quella di avere più proprietà allora, se e il farne, turismo, certo, come si dice, è un'industria, dovrebbe creare lavoro. In un bed and breakfast, tu o in un fitto breve, non crei lavoro, tu crei soltanto una rendita. Ok, quella rendita allora dovrebbe essere tassata come viene tassata il reddito di qualsiasi altra persona. Questo sta portando a che cosa? Che tu hai innalzato il livello dei fitti in maniera spaventosa e dunque le case che rimangono sfitte non tengono conto del fatto che sono cambiate gli italiani, è cambiata la famiglia, sono cambiati i nuclei familiari e che oggi la proprietà della casa non è più, tra virgolette, un bene rifugio come nel passato. Lo è in alcune parti limitate, ma diventa operazione speculativa per i grandi fondi, non per i poveracci. E usare sempre, ogni volta, quello che ha un appartamento e fa un po' di fitto breve, diventa giustificativo, ma diventa giustificativo invece di catene, perché non sono le 10, 15, 20 persone che fanno questa cosa qui. Un altro problema... No, ma questo è importante, cioè fare un distinguo, certo, perché integro quanto dice, a sostegno anche in proiezione futura, perché come dice ci serve guardare in avanti. Di qua in avanti loro, appunto mi ci metto dentro anch'io, avremo una pensione da ridere, cioè da piangere anzi. Se non erediti un bene e lo dai in affitto, se non vendi casa tua, man manco ci campi con la pensione, per cui bisogna pensare in proiezione che ci sia un bene immobile, qualche cosa che ti possa aiutare per la pensione, a parte l'integrativa che giustamente viene fatta, ma non sarà sufficiente perché calcoli li abbiamo fatti con degli economisti, anche la pensione integrativa non sarà sufficiente a campare. Sì, infatti la tragedia cioè, in realtà in Italia, se lei guarda il raffronto con gli altri paesi europei sull'aumento degli affitti e l'aumento del costo delle case, l'Italia non è messa male. Il problema dell'Italia è il fatto che il reddito sono fermi da 30 anni infatti. E quindi non c'è un adeguamento rispetto poi a tutto quello che è avvenuto anche di aumenti di costo della vita non è che, ma anche se l'affitto costa di più a Parigi anziché a Londra, il reddito è molto più alto. Ma guardate che quando sento che il costo di un'abitazione a Jesolo è di 5.000 euro al metro quadro, che è quanto costa più o meno a Roma, va bene? Io rimango allibito, perché mi chiedo quanto dovrebbe costare in una città come Milano, Parigi. Arriviamo a cifre che non sono... Allora, si giustifica la questione della mancanza del patrimonio pubblico col fatto che gli italiani sono proprietari di casa, ok? Ma questo era vero tanti anni fa. Oggi, dove le famiglie non sono più quelle di una volta, stanziali, perché per esempio nella mia famiglia noi siamo calabresi, nessuno abita in Calabria, quel patrimonio immobiliare è lasciato alla mercé e tutti quanti siamo in altri posti e paghiamo fitto, ok? Ma questo avviene oramai normalmente e ciascuno un altro dato. Noi abbiamo un calo demografico, ok? Che si era compensato da immigrati, che ne dicano quelli che vogliono mettere i muri, le barriere, eccetera, perché senza quelli non cambieremo. È un'immigrazione interna, perché molti vengono dal sud e vengono a lavorare qui o dall'estero. Beh, quelli lì non possono accedere a niente, non accedono a nulla, non possono andare in banca per farsi un mutuo, perché non
non hanno i contratti, non sono immediatamente a tempo indeterminato, non hanno le garanzie patrimoniali e non possono acquistare. Non vanno in fitto perché non si fidano affittare la casa a uno che non ha un lavoro stabile, alcune sicurezze e robe di questo genere. Non vengono garantiti, come si fa in altre parti, i fondi di garanzia per assicurare ai privati che in mancanza c'è la parte pubblica che interviene creando fondi di rotazione che possono aiutare, eccetera. Cioè mi pare che siamo lasciati alla mercé di quello che avviene. Non c'è un governo delle politiche abitative che sono diventate il vero cruccio, perché anche quando il sindacato rinnova un contratto di lavoro, ammesso che porta a casa un buon risultato, e tutti quanti gli altri fattori che compongono la vita, il reddito della famiglia, sono tutti quanti schizzati in alto, ma dove vogliamo andare? Infatti questo è un problema abbastanza generalizzato, questo è un problema generale molto importante, questo assolutamente sì. Ma infatti non riusciamo a coprire, per esempio, i fabbisogni della scuola e della sanità, perché gente che si trasferisce qui in mancanza di politiche abitative non ci possono venire. Certo, ma assolutamente certo, sì. Su questo aspetto, diciamo, dei salari, poi sempre il caso di fare approfondimenti, però l'Italia è il paese che ha i salari mediamente più bassi e ormai anche di percentuali significativi. Non ancora un approfondimento perché è un dato testuale, questo proprio è sicuro. Sicuro. Sulla Grecia credo sia sotto ha gli orari di lavoro più lunghi, la produttività più bassa. La produttività. C'è qualcosa che non torna. Quello che non torna sono gli investimenti. Cioè nel senso che quello che fa la produttività non è appunto né l'orario lungo di lavoro né il salario basso, sono gli investimenti. L'Italia soffre da tantissimi anni di una carenza di investimenti pubblici e privati e ha scelto, secondo me drammaticamente, di competere con il resto del mondo sulla fascia bassa del mercato del lavoro, non sulle alte professionalità. E guardate che noi stiamo sistematicamente perdendo eccellenze. L'Italia la stiamo svendendo, le telecomunicazioni praticamente sono morte. E avevamo punti di eccellenza. Il gruppo Stet negli anni 90 era il quarto gestore di telecomunicazione al mondo. Allora, si affrontano, quando provavo a dire prima pensieri lunghi, dobbiamo avere in mente la prospettiva. E tornando alle cose nostre, quello che sta succedendo, e penso se ne stiano accorgendo anche le associazioni imprenditoriali, è l'effetto apprendista stregone, cioè metti in moto un meccanismo e poi non lo fermi più, perché una città come Venezia o come Jesolo e dintorni, Cavallino eccetera, che vive di turismo e di turismo stagionale, ma se le persone che fanno il lavoro stagionale non trovano un alloggio dove andare a dormire alla per sera, forza che non le è chiaro che qui si porrà un problema di avere quella forza lavoro. Tant'è che alcune associazioni imprenditoriali si stanno ponendo esattamente questo problema qua, anche qua con qualche stortura, perché ci sono imprese che danno ai propri dipendenti l'alloggio. Ok, dopodiché bisogna starci attenti che questo non diventi un vincolo ulteriore rispetto a quello determinato dal rapporto di lavoro, lo dico in termini interrogativi, nel senso che, però per dire che qualche azienda, grande azienda, si sta ponendo esattamente questo tema qua. Certo, assolutamente. Cioè se ho bisogno di persone che vengano a lavorare presso la mia azienda e questi vengono da altri territori, ma questi dove dormono? Se il mio stipendio è 1.200 euro al mese. Non posso pagare 1.200 di affitto. Allora, quando noi diciamo attenzione, perché c'è un tema di sviluppo, c'è un tema di prospettiva e c'è un tema di intervento pubblico che abbia presente questi fenomeni. Quindi molta responsabilità, adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo su questo, do la parola anche all'assessore che deve dire qualche cosa, ma voglio sentire anche appunto lo studente, rappresentante degli studenti. È una questione di responsabilità pubblica, mi sembra di capire tanto. Voglio andare anche sul privato, perché ci sono anche i privati insomma, che tengono gli alloggi sfitti, che hanno difficoltà, che hanno tante remore, e capire anche là dove sta il problema, perché se sul privato c'è un blocco, perché mancano le risorse, dato appurato purtroppo, finché non si sbloccano per opera dello Spirito Santo, bisogna che anche succeda questo,
vai a frugare anche nel privato e a capire perché questi prezzi sono schizzati. Non c'è un algoritmo, perché in altre cose abbiamo l'algoritmo che però qualcosa è successo. Pubblicità, tra poco torniamo insieme.